Per la sesta giornata del campionato di eccellenza, il destino ha voluto che al Ferrando di Cornigliano si incontrassero proprio le due squadre che mercoledì scorso hanno dovuto abbandonare il sogno della Coppa Italia. Ma in campionato le compagini vivono una situazione completamente opposta. Entrambe a 10 punti, Genova Calcio e Ventimiglia sono al secondo posto dietro solamente all'Albissola. Chi riuscirà in questa partita chiave a continuare l'inseguimento alla vetta? Il primo tempo è un dominio bianco-rosso. Parodi già all'11° scalda i guanti di Scognamiglio con un bel tiro da fuori dopo aver recuperato un ottimo pallone, ma il numero 1 ospite non ha problemi nel bloccare a terra. 5 minuti e la Genova Calcio ci riprova da fuori, questa volta con Cappannelli che conclude però alto di poco sopra la traversa. Ma il gol dei padroni di casa arriva al 31° sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Pallone scodellato in mezzo, mischia confusi in aria dove si avventa Parodi che al posto giusto e al momento giusto sblocca il match incanalando la partita sui giusti binari per la Genova Calcio. Padroni di casa arrembanti e smaniosi di vittorie che continuano l'assedio alla ricerca del raddoppio, sfiorando nuovamente da mischia in aria con la conclusione di Iannelli che trova però la pronta posizione di un difensore granata. Ma il gol è nell'aria, infatti neanche un minuto dopo Magni recupera palla e Parodi lancia Bennati che si trova davanti al portiere da solo. Scognamiglio fa il miracolo sul numero 10, ma la ribattuta è ancora preda del solito Parodi che con il più facile dei tap-in trova il 2-0. Nono gol in 6 partite per Parodi che continua a dimostrare di essere di un'altra categoria. La ripresa si apre ancora con il numero 9 di casa protagonista, ma questa volta la sua incornata sull'invito di Cappannelli non è vincente e termina a lato. Ma al 63° arriva il vero e proprio capovolgimento del match. Mannella viene espulso per questo gesto di stizza e forse per qualche parola di troppo verso l'arbitro. Sembra la fine per il Ventimiglia che invece getta al cuore oltre l'ostacolo e inizia un vero e proprio assedio fino al 90°. Prima occasione per accorciare le distanze al 70° quando Salzone cerca in mezzo Galliera ma il numero 11 sfiora il pallone e non riesce a concretizzare. 10 minuti dopo è Miceli a provare l'imbucata e appena entrato in area viene steso da Cappannelli. Per l'arbitro è rigore. Dal dischetto va lo stesso Miceli che non si fa ipnotizzare e sigla il gol del 2-1 con una realizzazione chirurgica. Il Ventimiglia prende ancora più coraggio e prova a trovare il pareggio, prima con Galliera che lanciato in aria non riesce ad agganciare e poi con Miceli che trova l'ottima posizione di Secondelli. I titoli di coda li mette proprio il numero 1 di casa bloccando con sicurezza il tiro di Salzone e spegnendo così le speranze ospiti. Carlo, questa volta sei stato te a perderti un bello spettacolo. Genova Calcio Ventimiglia 2-1. Un'eccellenza così non si vedeva da anni. Ma io tanto faccio la Serie D.